Lo sapevate che a Padova c'è un gigante? O meglio, c'è una statua gigante di ben 8 metri. Una statua che anche io personalmente da padovano non avevo mai visto, ma penso anche molti padovani molto più radicati nella città che vivono proprio nel centro storico probabilmente non sono neanche a conoscenza, semplicemente perché è una statua che è situata non in un luogo pubblico, nemmeno in un museo, ma in un cortile privato di un palazzo. Questa statua si tratta dell'Ercole di Amannati. L'Ercole di Amannati si chiama così per il nome dell'artista, ovvero Bartolomeo Amannati, un architetto e scultore fiorentino che si era trasferito da Firenze a Venezia per seguire Sansovino. Bartolomeo Amannati nel periodo padovano che va dal 44 al 50, sotto Marco Mantua Benavides, che era un giurista importantissimo padovano, ricchissimo, sotto questo committente fa svariate opere, tra cui anche il mausoleo dello stesso committente, un arco di trionfo sempre nel palazzo, altre sculture e anche l'Ercole di cui stiamo parlando. Questa scultura è anche molto simile a un'altra dello stesso architetto e scultore, ovvero il Nettuno che si trova davanti a Palazzo Vecchio a Firenze. All'epoca è stata mossa la critica alla scultura del Nettuno perché è troppo statica e anche l'Ercole che si trova a Padova è estremamente statico, diciamo che compensa di più sulla sua imponenza. Infatti misura ben 8 metri di altezza. Questa statua, che molti siti danno come alta 12 metri, il che non è vero niente, perché poi vado a misurare io su Google Earth e se fai la misurazione da terra alla cima della statua sono 8 metri, non 12. E qui si può aprire anche una piccola parentesi sull'accuratezza di certi siti, che magari ripetono anche in buona fede certe notizie come X, monumento X, è il più grande del mondo, infatti questa statua qua viene detta come la più grande d'Europa. Probabilmente all'epoca in cui è stata costruita era una delle più grandi, non posso metterci la mano sul fuoco, sicuramente non è vero che sia la più grande d'Europa attualmente, ci sono statue ben più grandi. Comunque questa statua è enorme, adesso si può trovare dentro un cortile di un palazzo storico che comunque rimane privato come privato lo era all'epoca della committenza, quindi non mi lamenterei troppo del fatto che non è possibile visitarla spesso perché comunque la volontà dello stesso committente, dello stesso architetto e scultore era che fosse comunque una statua disponibile esclusivamente ai proprietari del palazzo. Se avessero voluto invece metterla come pubblica, probabilmente sarebbe in una piazza. Non posso neanche tanto dirvi di andarla a visitare perché è un palazzo storico e a meno che non andiate là a suonare, non penso che la vedrete mai. Quindi non ne ho idea di come poterla vedere, quindi tendenzialmente non penso che potrete mai vederla. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, approfondite l'argomento anche se non penso ci siano tante altre informazioni, ma magari potete approfondire di più l'architetto e scultore perché non ha fatto soltanto queste uniche due opere, ovvero il Nettuno e l'Ercole, ma ha fatto veramente una infinità di opere sia scultoree che architettoniche. Quindi ci vediamo alla prossima e statemi bene.